La famiglia è la più bella cosa, è la più meravigliosa di tutte cose belle che ci stanno in coppa a terra. Ma c'è sta una cosa che è importante assai, altrimenti pure una famiglia può essere un guaio. A cominciare dall'uomo e subito dopo la femmina, marito, moglie e figli sanno voler bene, ma bene assai assai. Adulto piccirillo hanno campa insieme. I figli, giovani o sposati, hanno essere sempre uniti. Hanno essere una cosa insieme a mamma e padre. Rinda una famiglia, per non ci trasi un male, c'ha da essere umiltà, s'ha da essere tutto uguale. Non c'ha da sta chi è preferito o chi è trascurato. Sanno dare una mano, sanno aiutare uno con l'altro. Quando arriva una cainata, a moglie, i cocchi e frate, s'ha da essere contenta, non ha da cagna niente. Un rapporto frate e sora, coi generi e le nuore, ha da essere cordiale, se no non è normale. Si tra padre e figlie non si è mai parlato, quando un dialogo tra loro non c'è stato, la famiglia è sempre stata disunita e disastrata. Un buon padre di famiglia c'ha da parlare insieme ai figli, se no non stanno a sentire e non accettano consigli. Chi maltratta una moglie sta chi spalla in bacio al muro, a non ci sta l'amore, è una famiglia che non dura. Quando una mamma ansiosa, protettiva o impaurita, accomoglia i figli a nascondere o marito, lo avrà fatto per affetto, ma l'ha cresciuto con un difetto, la mancanza di rispetto. Ogni decisione, problema o discussione rinda una famiglia s'ha da pigliare insieme. Solo così, piccerillo o picciarillo, una famiglia sarà unita e sarà per sempre bella.